Si è svolta sabato scorso la terza edizione del Gattopardo d'Oro promosso dall'istituzione Tomasi di Lampedusa presieduta da Letizia Pace con il patrocinio del comune di Palma Montechiaro, il sindaco Stefano Castellino e la direzione artistica di Nino Graziano Luca. L'evento ha registrato un'ampia partecipazione di pubblico che ha assistito alla manifestazione che si è svolta presso la piazza del Monastero delle Benedettine ed è stato presentato da Adriana Pannitteri, giornalista di Rai 1, in tandem con Letizia Pace. Sul palco a ricevere la statuetta del Gattopardo d'Oro il premio Oscar Nicola Piovani, noto compositore della colonna sonora della Vita è bella di Benigni, ricevuto dalle mani del sindaco Stefano Castellino. A seguire altro premiato è stato il sovrintendente del Teatro Massimo di Catania Giovanni Cultrera. Il premio è stato consegnato dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha parlato del riconoscimento ricevuto dalle nostre città. Altro premio è andato alla nota attrice Deborah Caprioglio, che ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco della città di Santa Margherita del Belice Francesco Valenti, città cara a Tomasi di Lampedusa, che è stato per lui fonte di ispirazione del romanzo del Gattopardo. Quindi il premio consegnato dall'ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto è andato allo storico capostruttura della RAI Paolo De Andreis, che insieme alla giornalista Arianna Pannitteri, premiata dal rappresentante della prefettura, per aver ricordato la famosa Raffaella Carrà in occasione dei suoi 80 anni della sua nascita. Altro premiato è stato l'attore Giulio Scarpati, noto in particolare per aver interpretato il personaggio di Rosario Livatino ucciso dalla mafia. Ha consegnato il premio il presidente della fondazione Letizia Pace. La serata è stata caratterizzata dalle coreografie particolari che hanno visto richiamare le tematiche del famoso film del Gattopardo, con l'esecuzione di valzer, manzurche, controdanza, costumi di epoca, musiche celebri eseguite dall'orchestra ensemble del Bellini di Catania. Premio Gattopardo da Palma di Montechiaro, un momento per confermare questa città della cultura anche chiamando qua personaggi illustri, noti e famosi. Sì, siamo alla terza edizione del Gattopardo d'Oro e diciamo che questa edizione vuole coniugare la letteratura al cinema e alla storia, perché noi viviamo di questa luce riflessa dell'epopea gattopardiana e poi per ricordare che il libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, la sua donna fugata altro non è che Palma di Montechiaro. E allora dobbiamo focalizzare questo discorso per fare Palma di Montechiaro un luogo del Gattopardo, perché è importante per il territorio, è importante per il nostro paese che il Gattopardo, ma non solo, perché abbiamo anche tante altre bellezze, sicuramente Palma è uno scrigno di tesori, di cose belle, però avere il discorso appunto che Giuseppe Tomasi abbia trovato proprio qui nel monastero del Santo Spirito l'impulso per finire il suo libro, perché dalla sua visita col barone Agnello avvenuta nel 1955 Giuseppe Tomasi volle proprio tornare a Palma per ritrovare lo slancio per riprendere il libro e finire il libro. Quindi quale meglio location di questa, quale migliore location di questa appunto del monastero delle Benedettine, di cui poi lui fa un'ampia descrizione, no, delle suore, del colletto con le pieghettine, pieghettato, insomma è tutto questo. Allora dobbiamo focalizzare, centralizzare questo discorso, perché dove parlare dei luoghi del Gattopardo significa parlare di donna fugata e quindi di Palma di Montechiaro. E stasera sono davvero molto felice perché abbiamo ospiti d'eccezione, ospiti eccezionali, il maestro Piovani, Giulio Scarpati, Deborah Caprioglio, il maestro Cultrera, la Pannitteri, il giornalista Paolo De Andreis, insomma veramente una serata
ricca di contenuti. È una serata che diciamo è anche la prima di una serie, perché noi siamo alla terza edizione, ma sicuramente ce ne sarà una quarta, una quinta e poi tante altre. Voglio ringraziare il sindaco Stefano Castellino perché mi appoggia in ogni mia iniziativa, il direttore artistico Nino Graziano, il mio CDA, tutti i dipendenti comunali che non le dico per organizzare questo evento quanti sacrifici, però ci siamo riusciti e siamo orgogliosi e entusiasti di questa serata, ma poi vabbè lo dovranno dire gli altri, io spero che sia un successo. Tanti altri programmi, tanta altra programmazione c'è nel corso dell'anno, non solo questo, abbiamo anche la studiosa, saggista, la mpedusista Maria Antonietta Ferrarolo che ha scritto diversi libri, tra cui uno molto importante che è Il Gattopardo letto a mia figlia, e questo è importante perché significa avvicinare i giovani al Gattopardo, avvicinare i giovani alla letteratura, alla lettura, perché come sappiamo bene è la lettura che ci rende liberi, la lettura ci rende forti, e allora per le nuove generazioni questo, ecco, abituarli alla lettura, abituarli è un allenamento a leggerli, a farli leggere, per noi è molto importante, quindi stasera la saggista Ferrarolo che è qui con noi, con lei faremo anche tanti altri progetti, progetti appunto sui luoghi del Gattopardo, progetti di lettura e tante altre cose ancora. Sindaco, Palma di Montechiaro si riconferma comunque all'altezza di grandi situazioni perché riesce a valorizzare il suo patrimonio culturale anche con questo evento che è veramente di portata nazionale. Siamo contenti e siamo orgogliosi. Ringrazio l'istituzione Tomasi guidata dalla Presidente dottoressa Pace che in questi anni ha portato avanti insieme a noi questo processo importante, perché Palma aveva quasi dimenticato quanto fosse bella, Palma aveva dimenticato che fosse la terra del Gattopardo, che fosse la donna fugata del romanzo, aveva dimenticato che questo monastero è il monastero dei biscotti alle mandorle, della Beata Corbera, così come la nostra Chiesa Madre. Abbiamo investito molto in tempo, in denaro, in risorse, in cuore e in passione, e oggi queste iniziative e questo premio ne è una grande rappresentanza, sono fondamentali per veicolare quell'immagine positiva della nostra città. Noi siamo orgogliosi di servire Palma di Montechiaro, l'istituzione Tomasi rappresenta un braccio veramente forte dal punto di vista culturale, siamo orgogliosi di servirla e vogliamo far conoscere al mondo le nostre bellezze. La città del Gattopardo le tributa questa sera un premio alla carriera in una serata che coniuga la bellezza dell'arte tra letteratura, musica, cinema. Beh sì, sono molto contento, ovviamente sono felice di questo premio, un bellissimo riconoscimento, e questi luoghi del Gattopardo, anche perché il Gattopardo è un film che è rimasto nel cuore, nel senso che è un film bellissimo di un autore meraviglioso che ha tratteggiato la Sicilia in maniera eccezionale, e quindi queste letture anche del Gattopardo mi fa molto piacere farle, proprio in questo contesto che è proprio il contesto del Gattopardo. È una bella esperienza, a me la Sicilia piace molto, si sta bene, voi siciliani siete particolarmente generosi e carini nei confronti di tutti, per cui io quest'estate pure ho fatto un festival a Milazzo, però poi ho fatto le vacanze a Stromboli. Quindi la Sicilia mi piace molto e mi piacciono molto le granite, e grazie di questo premio. Grazie per aver così tratteggiato la nostra Sicilia in questo modo molto bello. Tra l'altro Palma di Montechiaro fa parte del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025, quindi credo che tutto quello che lei ha visto possa sostenere questa idea. Ma sono ovviamente legato particolarmente alla Sicilia, poi per il giudice ragazzino, quindi Agrigento, Canicattì, eccetera, tutto quello. Ho conosciuto i genitori di Rosario, insomma ho intessuto proprio un rapporto anche umano
che si è sviluppato nel tempo, per cui quando parlano di Rosario mi giro come se fossi io, quindi già questo. E quindi per me queste zone, che sono zone bellissime, devono avere un riconoscimento importante, perché sono zone non solo meravigliose, ma anche ricche di potenzialità che magari ancora non sono state scoperte. Si fa sempre un po' fatica, però la cosa importante è valorizzare sempre tutto quello che abbiamo, e qui ce n'è tanto da valorizzare, quindi in bocca al lupo ad Agrigento. Palma di Montechiaro, città del Gattopardo, questa sera con questo premio vuole anche coniugare il cinema a un'idea comunque di carriera, le grandi carriere, abbiamo grandi uomini e grandi donne che hanno rappresentato un punto di riferimento importante, quindi come vive questo momento qui a Palma di Montechiaro, come trova questa città, ci dica un po' le sue impressioni. Intanto sono molto felice che grazie al mio lavoro riesco a conoscere dei posti straordinari come questo di questa sera, Palma di Montechiaro, meraviglioso, sembra di essere in un film, il Gattopardo, ma non solo, e quindi diciamo che per me poi è un grande onore ricevere questo premio, contornata da artisti straordinari come il maestro Piovani e come Giulio Scarpati, il mio collega, e quindi è una serata meravigliosa, e devo dire che ancora una volta l'arte fa conoscere al mondo per posti meravigliosi come questo, e quindi questo è molto bello, e sono sempre stata convinta che l'arte è il motore che muove tutto, e anche la conoscenza di posti meravigliosi della nostra Italia. Sicuramente, tra l'altro, il cinema, questa forma di arte, ha una capacità particolare di entrare nel territorio e di dialogare con il pubblico, mandando fortissimi messaggi. Certamente il cinema e prima ancora del cinema la scrittura, perché poi non ci dimentichiamo che lo stesso film Il Gattopardo è tratto comunque da un grande romanzo, e quindi prima la letteratura prima e poi la messa in scena attraverso il cinema o attraverso il teatro sono il completamento dell'arte che fa conoscere l'Italia nel mondo e in tutte le sue più belle sfaccettature, e soprattutto la Sicilia. Direi che è una bellissima serata, una serata importante per ricordare intanto un romanzo importante che ha segnato la storia della letteratura italiana, e un film, il film di Luchino Visconti, stiamo parlando del Gattopardo. Questo premio si intitola proprio al Gattopardo d'Oro, i premiati sono eccellenti e quindi è una grande emozione essere qui. Ringrazio il direttore artistico Nino Graziano Luca che mi ha un po' ceduto lo scettro per problemi di salute. Grazie.